5 cm tanti non sanno portare la carrozzina, vanno avanti con le ruote grandi, scappa la carrozzina dalle mani e si rovescia sul disabile. Troppo alti e pericolosissimi quei 5 centimetri di cordolo per i pedoni alla fermata del tram, racconta il signor Vittorio Norsa, 81 anni. Parlo per esperienze personali, io nonno di un disabile che adesso è in casa famiglia. E proprio nel corso della denuncia TV del pensionato registriamo il disagio in diretta di un altro anziano in evidenti difficoltà di deambulazione creata dal cordolo del tram. Qua. Hai visto? Sì. E lui qualcosa si arrangia. Ma questo è soltanto l'ago di una cruna diventata un groviera, se non peggio. Villaggio San Marco, Mestre. Continua il nostro viaggio di cosa non va e denunciato da più voci e volti, con tanto di firme, nomi e cognomi, quasi 150, e depositate con tanto di interrogazione comunale. Raccontano del degrado dei buchi neri delle case in cantiere, abbandonate da anni e abitate tra spaccio, prostituzione e disagio dal popolo degli invisibili. Situazione di notevole degrado su quei palazzoni di via Sansovino Ex Enel. che tu avrai visto, c'è stata anche una raccolta firme di cittadini. Dopo l'amianto ancora a cielo aperto nei sacchi in mezzo a case, negozi e parchi giochi per i bimbi, ora il disagio arriva dalle fognature, intasate al punto da non contenere anche solo poche gocce di pioggia, racconta questo commerciante costretto a chiudere la sua gelateria quando il marciapiede si trasforma nel canale che vediamo dalle immagini da lui stesso registrate. Questo purtroppo crea problemi ai clienti che dovrebbero entrare ma non ci riescono assolutamente, a meno che non abbiano a portata di mano un paio di stivali che si usano di solito a Venezia quando c'è l'acqua alta. Ma non solo, anche le persone che camminano sul marciapiedi, che dovrebbero ovviamente camminare in modo normale, sono costrette a passare sulla carreggiata, che tra l'altro adesso da qualche anno è occupata dal tram, ci sono le rotaie ed è pericoloso